Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7. Pensate che durante la pubblicità Fabio Cremosi mi ha detto: Giorgio, mi diverto molto, sto qui fino a mezzanotte e l'una, e ho detto la accontenterò sicuramente questa sera, perché ne ha voglia, era tanto non veniva a trovarmi. Sto scherzando, quando dico così è tutto l'opposto. Vabbè, vado da Elisabetta Corazza. Elisabetta? Io adesso vi porto con un drone sopra un parco. Prima avete parlato dei parchi, in particolare al Dolores Park di San Francisco, per farvi vedere lo stato della California, come ha cercato di evitare il distanziamento sociale appunto tra la gente che va nei parchi. Ha fatto questi grandi cerchi appunto dove le persone, i nuclei familiari, insomma i congiunti, ecco, possono andare mantenendo appunto il distanziamento sociale dalle altre persone. Sì, è successo. Stiamo vivendo davvero una cosa di una particolarità, di una difficoltà davvero enorme. Allora, prima di fare questo collegamento, vedremo per la prima volta il lancio di astronauti della NASA che è stato affidato a un'azienda privata, e ve lo faremo vedere in esclusiva, tra poco avremo anche collegato il professor Stefano De Bei, che è direttore del Centro Studi dell'Attività Spaziale all'Università di Padova. Io Boretto l'ho messo in disparte, però è quello più preoccupato di tutti, altro che sportano. Lui ha gli alberghi ad Abano chiusi, è l'unico ancora in ferie, è lui. Alberghi ad Abano che avevano molte prenotazioni 3 mesi fa, tutti hanno disdetto. Hanno aperti ovviamente i centri benessere, proprio oggi o domani apriranno. Com'è la situazione rapidamente, Boaretto, in virtù di quello che è successo, di quello che state ovviamente lavorando per poter riprendere un minimo, se potete, la vostra attività in tempi brevi? Beh, innanzitutto devo dire che abbiamo sofferto come tutti questo periodo. Ricordo che comunque il nostro comparto è stato il primo a risentire di questa situazione e ha visto da subito praticamente tutti i ricavi azzerarsi completamente. Anche se noi non siamo mai stati chiusi per DCPM, noi di fatto non abbiamo avuto e non potevamo avere i clienti, perché prima c'è stato la chiusura delle zone rosse. Si può quantificare rapidamente la perdita economica fino a questo momento, Boaretto? Dunque, fino a fine maggio praticamente la perdita economica del comparto turismo soltanto per i 2 paesi principali di Abano e Monterotto si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Per 2 mesi? Con un fatturato annuo di 350 milioni. Quindi praticamente oggi noi abbiamo già, possiamo dire, compromessa completamente la stagione 2020. Naturalmente con tutte le conseguenze del caso, perché non si sono bloccati solamente le strutture alberghiere e i centri termali, ma si è bloccato tutto l'indotto, il commercio, l'artigianato che con noi lavora molto, perché le manutenzioni e i lavori negli alberghi sono sempre continui, e tutto quello che ruota attorno al turismo, dalle agenzie di viaggio alle guide turistiche e via di seguito. Il comparto del turismo, ricordo, è uno dei comparti più importanti d'Italia, perché da solo rappresenta il 13% del PIL. Se poi consideriamo tutto l'indotto arriviamo quasi al 19% del PIL. E d'altra parte tutti dicono che è il petrolio d'Italia, il turismo, con la cultura, i beni architettonici e altro, però di fatto, qui ho sentito molte lamentele per quanto riguarda lo sport, noi ad oggi il nostro comparto non ha avuto l'attenzione che meritava e non abbiamo avuto al momento risorse. Tant'è vero che più del 45% dei lavoratori di Abano e Montegrotto sono attualmente ancora in attesa dei sussidi, il FIS o la cassa integrazione. E la cosa è decisamente antipatica, perché io voglio ricordare una cosa: si sono trovati i soldi sempre per Alitalia, sempre per l'Ilva, sempre per altre realtà, e per il turismo effettivamente noi stiamo pagando dazio ancora una volta, forse perché siamo frammentati, forse perché pensano che noi abbiamo le risorse per andare avanti, però dopo 3 mesi effettivamente io credo che molte aziende noi ci siamo già visti diverse difficoltà. volte, Presidente. E cosa succederà quindi ad Abano, a Montegrotto, in virtù di quello che è successo? È chiaro che noi non abbiamo alternative se non sperare e impegnarci a affrontare la problematica che ha portato questo Covid-19 e ci siamo attrezzati. Io voglio ricordare, anche per fare un po' e capire che cosa succede qui,
Noi il 24 aprile abbiamo presentato il nostro protocollo, perché le 450 persone che compongono le commissioni e che affiancano il governo, scaricandolo dalle responsabilità politiche poi di prendere le decisioni, perché se le commissioni decidono, il governo prende ciò che le commissioni decidono. Però è anche vero che noi dal 24 aprile, per avere una risposta per quanto riguarda i centri termali, le piscine e quello che noi abbiamo dovuto aspettare l'altro giorno, con la conferenza Stato-Regioni che ha deliberato delle linee guida, che sono effettivamente più leggere di quelle che erano state prospettate qualche tempo fa, perché c'è una evoluzione continua, no? Che c'è una riduzione continua e anche un approccio a questa situazione che deve essere modificato in tempo reale. Purtroppo, e io qui lo voglio sottolineare, purtroppo chi deve decidere non decide nei tempi opportuni, perché badate bene che il protocollo che abbiamo presentato noi ancora con Federalberghi e con il Centro Studi Termali Pietro d'Abano, ma con Federalberghi è stato preso pari passo dai nostri cugini spagnoli e in 48 ore dopo averlo tradotto il governo lo ha approvato. Noi ad oggi abbiamo dovuto aspettare le linee guida dell'INAIL, anziché prendere ciò che i professionisti avevano elaborato, conoscendo poi la materia. Perché quello che noi abbiamo, che non abbiamo un imprenditore in queste commissioni, non abbiamo dei tecnici, se non abbiamo uno sportivo, uno che gestisce una palestra, come si può pensare che questi professoroni riescano a trovare delle linee guida adatte a far sì che le nostre palestre in virtù di tutto questo bisogna riprendere. Ecco, com'è la situazione sul fatto, ovviamente... Allora, noi adesso con difficoltà abbiamo alcune aziende che in maniera temeraria e perché hanno anche delle situazioni particolari, soprattutto quelle che hanno grandi spazi per le piscine, che nei prossimi giorni apriranno al pubblico, naturalmente rispettando quelle che sono le norme, ma il bonus di 500 euro che il governo ha dato per chi vuole andare negli alberghi è stato sfruttato per Abano, Montegrotto, le zone delle terme, oppure non è venuto proprio nessuno? Noi siamo molto critici con il buono vacanze, con il voucher vacanze che il governo ha stabilito e noi crediamo che sia soprattutto una misura populista, che fa tanta promozione, tanta pubblicità, perché vede, intanto bisogna rispettare l'ISEE di 40.000 euro, ma in secondo luogo condannerebbe gli imprenditori a fare da banca a chi si reca nelle imprese, perché poi, vede, dei 500 euro il 20% lo devono versare i clienti, che poi lo vanno a recuperare con il credito d'imposta l'anno prossimo, se vengono quest'anno. Mentre l'imprenditore deve anticipare i 400 euro e recuperarli con il credito d'imposta l'anno prossimo, che quest'anno peraltro, diciamoci la verità, tutte le aziende saranno in passivo e quindi, scusate, se questa non è una manovra per mettere un po' di fumo negli occhi alla gente, perché poi si andrà nel 2022 probabilmente. Così, quindi noi siamo critici su questo e vogliamo proprio vedere effettivamente quanti potranno. Io capisco, scusa Boaretto, capisco il sorriso di Fabio Camonese perché sono delle prese in giro incredibili, io mi domando davvero. Credo che ci voglia anche un attimino di pudore nel fare certe cose, perché se qualcuno di noi fa qualcosa di non illegale, perché ovviamente va in galera, però di non corretto sotto un profilo di rispetto verso gli altri, di comportamento, subito le male lingue ti parlano. Il governo può fare tutto quello che vuole, far passare per un grande emendamento una stupidaggine e viceversa, cioè, io mi chiedo, solo qui in Italia se capita, non lo so se capita anche nelle altre parti, però capisco il sorriso Fabio, sono d'accordo con te per quanto riguarda questo sorriso. È una ulteriore difficoltà, credo, no? Beh, loro ne hanno molte di più. Allora, Denis, prima di vedere la partenza di questo lancio che tra poco vedremo in diretta, vediamo le linee guida anche per quanto riguarda le piscine. E oggi siamo stati alla Padova Nuoto per vedere com'è la situazione. Allora, andiamo a vedere, vuoi leggerle, Denis? Sì, allora le vedete già in grafica. Allora, informare sulle misure di prevenzione, anche qui la possibilità di rilevare la temperatura corporea, il divieto di manifestazioni, eventi e feste, stilare poi un piano per evitare aggregazioni con il rispetto della distanza minima di 1 metro, privilegiare l'accesso agli impianti con prenotazione, organizzare spogliatoi e docce per garantire la distanza anche qui minima di 1 metro. Vedete molte che ovviamente si ripetono, per esempio la numero 7, indumenti e oggetti personali vanno riposti dentro la propria borsa e poi
poi va evitato l'uso promiscuo degli armadietti, mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche, solarium e vasca, ecco qua, non devono esserci meno di 7 metri quadri a persona, e questo ovviamente va poi di fatto ad indicare quante persone possono entrare all'interno dell'impianto. Vanno disposti sdraio erettili per garantire la distanza di 1,5 metri, e poi ancora, perché ce ne sono anche altre, garantire controlli continui di qualità dell'acqua, le norme di sicurezza da rispettare in acqua, la doccia saponata prima di entrare, l'obbligo dell'uso della cuffia, non si può sputare, soffiarsi il naso, urinare, l'uso dei pannolini contenitivi per quanto riguarda i bambini, poi pulire e disinfettare con regolarità e frequenza aree comuni e attrezzature, e poi ancora disinfettare attrezzature a ogni cambio di persone ed evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria. Per quanto riguarda le piscine finalizzate ai giochi acquatici, devono essere convertite in vasche per la balneazione, poi qua si chiede una collaborazione ai genitori, che è quella di far rispettare le norme ai bambini, e infine le piscine che non riescono a garantire tutte queste indicazioni devono rimanere chiuse. Allora, mettiamo subito, perché dovrebbe essere il momento del... Poi ovviamente andremo con Gianfranco Bardelle e andremo a vedere come sono state messe in sicurezza le piscine, perché è arrivato il momento di questo lancio che dopo 10 anni gli americani ritornano, gli astronauti della NASA a fare un lancio di questo genere, ricordando che è tutto finanziato da un privato. Questo privato si chiama Elon Musk, che è il cofondatore di Tesla, che è una società nata per velocizzare l'avvento di un futuro a energia sostenibile. Progetta e produce veicoli elettrici. È rimasto impresso nella memoria di tutti il lancio nel 2018 che portò una Tesla nello spazio in direzione di Marte. L'auto, che tuttora sta orbitando tra il Sole e il pianeta rosso, non era che un assaggio delle ambizioni di Musk fuori dalla Terra. Poi tra l'altro ha fondato anche SpaceX, una società che si occupa di produrre razzi e veicoli spaziali. Il manager sudafricano infatti ha più volte ribadito che il suo sogno è colonizzare Marte e dare inizio a un'umanità multiplanetaria, e speriamo sia così. Ha anche cofondato e venduto PayPal, il sistema di pagamento via internet più utilizzato dal mondo, e quindi, essendo un evento ovviamente davvero un evento, definimmo così questo lancio di questo razzo, noi ve lo faremo vedere in diretta, perché la volontà un giorno è di fermarci sulla Luna. Dio, se vuoi andare sulla Luna un giorno e poi fermarti su Marte, però questo è il progetto, magari prima o dopo ovviamente ci riusciranno. Non so se abbiamo già collegato il professor Stefano De Bei, che è direttore del Centro Studi e Attività Spaziali all'Università di Padova, che ci racconterà questo evento che ovviamente tra poco vedremo. Abbiamo anche l'audio, chiedo a Marco, di questo lancio, perché ricordando una cosa straordinaria, tra l'altro questo che è americano, che è un po' anche eclettico, sta organizzato un treno che dovrebbe andare a 1200 km all'ora, e quindi dentro un tunnel, quindi con velocità ultra spaziali, peggio di un razzo. Dunque davvero un mondo che sta veramente cambiando. Eccolo qui, lo colleghiamo, lo ringraziamo. Grazie professore di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, ci racconta un attimino questo grosso evento che stiamo vedendo ora in diretta con lei, se lei che è del settore ce lo può anche commentare e dare delle delucidazioni in merito. Beh, diciamo che la parte innovativa è sicuramente il coinvolgimento di un'azienda privata, no? Dopo che sia tutto finanziato da Elon Musk, questo è da vedere, insomma, il supporto che sicuramente ha dato la NASA in questa iniziativa non è, credo, proprio trascurabile. Diciamo che la novità è legata un po' a quello che va sotto il nome di New Space Economy, per cui si cerca di orientare i prodotti e i dispositivi e i satelliti e tutto ciò che riguarda allo spazio, legarlo a una logica del prodotto così come è pensato e sviluppato per altri settori produttivi, insomma quelli più vicini a noi. Sicuramente è una sfida. Elon Musk è sicuramente un visionario, un istrione, e la prova è quella che stiamo vedendo adesso sui nostri schermi, insomma. Ecco, sì, tecnicamente, professore, si può anche, visto, io personalmente sono ignorante, quindi le faccio le domande anche le più banali, mi aiuti anche, magari c'è qualche telespettatore che non conosce appunto queste tecniche. La velocità di partenza, quanto impiegherà per arrivare nella navicella dove farà la sosta e andrà dove ci sono già degli altri astronauti? Sì, tipicamente un lancio, a prescindere adesso dal lanciatore, ci mette una decina di minuti per arrivare nell'orbita di trasferimento, da cui poi si sgancia la navicella e
con il proprio sistema propulsivo si orienta e si dirige verso la traiettoria. Nel caso specifico, siccome devono raggiungere la Space Station, l'International Space Station, che ci vorranno circa una ventina di ore, 24 ore, poi dopo i 10 minuti della spinta dovuta proprio al razzo che si vede lì nell'immagine di sinistra, nella parte di sinistra, sì, dello schermo, e poi la navicella con i propri propulsori andrà e si avvicinerà in circa 24 ore alla Space Station, e poi inizieranno le manovre per avvicinarsi, che si chiamano rendezvous tecnicamente. Poi via via con delle telecamere, dei sensori di prossimità, si va a agganciare in modo automatico la Space Station, e a quel punto lì potranno aprire e mettere in comunicazione la navicella che è Dragon 2, quella che si aggancia alla Space Station, ed entrare nella stazione spaziale internazionale. Ecco, nella stazione spaziale internazionale ci sono già degli altri astronauti all'interno? Sì, adesso c'è un americano e 2 russi, e che dovranno, per così dire, accogliere questi altri 2 astronauti della NASA, che dopo, diciamo, la dismissione dello shuttle, l'ultimo lancio fu nel 2011, quindi 9 anni fa, ha dovuto utilizzare la Soyuz russa, e pagando, insomma, il biglietto di andata e di ritorno per ciascun astronauta. Ma senta, ma quanto rimangono questi astronauti nella navicella spaziale? Cioè, quanto tempo rimangono lì? Lì per arrivare ci impiegano circa 24 ore. No, per arrivare sì, ma poi quanto ci rimangono? Non è ancora chiaro, perché hanno parlato prima di alcune settimane, poi parlano da 1 mese a 4 mesi. Tecnicamente potrebbero rimanere fino a almeno 4 mesi per poi rientrare. E hanno anche ovviamente l'alimentazione, hanno tutto lì nella navicella, giusto? Nella Space Station, nella stazione spaziale, è riprodotto un ambiente, diciamo, vivibile per l'essere umano. Le condizioni sono ovviamente un po' diverse, perché si parla di microgravità, cioè di una piccola gravità. In realtà è un equilibrio delle forze dell'attrazione della Terra con la velocità. Siccome la ruota, la Space Station, ci mette circa 2 ore a girare attorno alla Terra, quindi è molto veloce a fare, e l'altezza, la distanza dalla Terra è circa 450 km, e quindi l'equilibrio della forza, diciamo, centrifuga, perché lei ruota, e della forza di attrazione della Terra fa sì che all'interno c'è una microgravità. Quindi quando si vedono gli astronauti dentro la Space Station, le si vede, fra virgolette, galleggiare, no? Certo, perché ma questa navicella, le faccio sempre le domande che sono banali, ma magari qualcuno... No, le domande non sono banali, mi scusi, le risposte non potrebbero ma questa navicella che è lì per aria, che è nello spazio, rimane sempre ferma nel posto, essendo non agganciata, cioè non è che si possa spostare da una parte all'altra? La navicella, il Dragon 2, quello che adesso porterà gli astronauti alla Space Station, naviga fino ad agganciarsi e rimanere rigidamente attaccata alla piattaforma. Ma la piattaforma come sta ferma lì in alto? Cioè... Non è ferma, ruota attorno alla Terra. Ruota sempre? Sì. E ci impiega circa 2 ore e mezza a fare un giro. Avvocato, ma io non... No, invece è interessante. Se posso intervenire, professore, gli faccio anch'io una domanda così. Se potete fare le domande, perché è una curiosità. Da persona che sta con i piedi per terra, quanto tempo ci vuole per organizzare un lancio del genere, per la costruzione di tutto quell'astronave e per progettare proprio questo lancio? Allora le dico, bisogna un po' separare le cose, perché il lancio è composto da il lanciatore, chiamiamolo razzo, e in questo caso la navicella che deve portare degli esseri umani. Quindi per dare un tempo scala, i tempi di progetto possono andare dai 7, 8, addirittura fino ai 10 anni per arrivare a un dispositivo affidabile. E a maggior ragione nel caso in cui, come questo, e per quel che riguarda la navicella, che è il Dragon 2, che si staccherà a un certo punto dal razzo, che all'interno un essere umano, non c'ha dell'hardware, del software, della strumentazione che dici vabbè è rischioso perderla, butto via dei soldi, però perdere una vita umana non è come perdere un computer o un telescopio o qualcos'altro. Quindi diciamo in questo caso la gestione dei rischi che ci sono è parte integrante del progetto. Uno progetta per rendere il dispositivo più affidabile possibile. È fuori discussione che Dragon 2 di SpaceX, che è stato progettato in tempi moderni ed è
cioè, una decina d'anni che ci lavorano, non è che siano iniziati l'altro giorno loro a fare questa cosa qua, è a bordo a tecnologia che è molto vicina a quella che si usa anche da noi per fare cose, diciamo, più semplici apparentemente. Dopo sappiamo, sentivo prima gli interventi delle persone in studio, che le cose sembrano semplici, però quando si devono far funzionare non è che sia più difficile lanciare un satellite o far funzionare, insomma, un settore produttivo importante come quello del turismo. Ecco. Allora, senta professore, io ho una curiosità. Problemi di ordine diverso, ma comunque molto complessi. Ecco, l'anno scorso più o meno a Padova, al Verdi, è intervenuto la Cristoforetti, che è un'astronauta donna, c'era Angela, non so se c'era anche lei quella sera al Verdi, e ovviamente tra il pubblico hanno fatto tutte domande tecniche, io non ci ho capito un tubo, ma nessuno gli ha fatto una domanda che è la più banale. Da quanti anni è che l'uomo va nella Luna, che va nei pianeti altri? Da quanti anni sono? Beh, la prima volta che l'essere umano è andato ben fuori dall'atmosfera terrestre è stato nel 69, insomma, ecco, con l'atterraggio sulla Luna e il programma che poi continua per alcuni sono praticamente 50 anni che noi navighiamo nello spazio, giusto? Più o meno, professore? Sì, però sulla ecco, ma nessuno le faccio la domanda. Nessuno mi ha mai detto se c'è vita o no. Beh, sulla Luna... no, nella Luna, nello spazio. In 50 anni che noi andiamo con esperimenti, con tante belle cose nello spazio, ho sentito domande tecniche le più disparate, le più difficili che io non riesco, e nessuno ha mai chiesto, ma scusate, 50 anni che andiamo lì, ma c'è vita oppure no? Allora le dico che passando adesso invece di un'attività commerciale come quella che sta conducendo Elon Musk, a un'attività scientifica che è quella che tipicamente facciamo noi all'università e non solo, con strumentazione scientifica, i vari programmi in cui abbiamo partecipato, da Cassini-Huygens, che è andato su Titano, che è una luna di Saturno, che ha metano come atmosfera e come anche allo stato liquido, le missioni a Rosetta, alla cometa, le missioni che stiamo portando avanti a Mercurio, Bepi Colombo e alle lune ghiacciate di Giove, sono tutte missioni che hanno fra i primari obiettivi scientifici quelli di capire la potenzialità biologica di un determinato pianeta. Ad oggi, dagli studi già fatti, dalle missioni fatte che si continuano a fare, appare che su Marte sia un po' più difficile, però non è da escludere, perché forma di vita potrebbe essere anche a livello di batterio, voglio dire, non necessariamente di umanoide, no? Però vale la pena dire che le lune ghiacciate di Giove, in particolar modo Europa, su cui saremo lanciati nel 2022, non noi ma i nostri strumenti, contiene acqua, ha la superficie ghiacciata e sotto ha oceani d'acqua con sali minerali. E queste sono condizioni in cui uno può sperare di trovare forme di vita, anche se sono molto rudimentali. Ecco. Certo, non ho capito cosa ditelo. Io la devo salutare perché purtroppo il lancio è stato annullato per maltempo. E quindi non verrà fatto, e quindi mi dispiace perché volevamo vederlo e commentarlo con lei, invece è stato rinviato per maltempo, e quindi davvero non avevamo nemmeno la possibilità in questa trasmissione in diretta di poterlo vedere, ci dispiace moltissimo. Non so se lei ne era a conoscenza di questo, però glielo comunico io che è stato rinviato per maltempo. Sembra che sia sereno, non so cosa vuol dire maltempo, mi aiuti a capire. Un razzo che va a tutta quella velocità non dovrebbe aver paura nemmeno di un temporale, dico io. Però la velocità di fuga si chiama per portare in orbita qualcosa è 11 km al secondo, non si parla di chilometri all'ora in questi casi qua, quindi se ci sono anche condizioni non solo di perturbazioni ma di forti venti, possono perturbare la traiettoria del lanciatore, che poi col sistema automatico, se cambia un po' troppo l'inclinazione, viene fatto esplodere. Quindi parlando di sicurezza, la sicurezza, che i rischi maggiori sono proprio nelle prime fasi dello stacco da terra fino alla fase di sgancio del satellite, devono essere molto accorti, insomma, è meglio posticipare che non rischiare. Quindi dovranno attendere che venga bel tempo, quindi gli astronauti rimarranno sempre nella navicella, cosa vuol dire questo rinvio? Sì, ritarderanno il lancio e ripeteranno le procedure, nel caso torneranno sono arrivati alla base di lancio con una Tesla, visto che è sempre di Elon Musk, ritorneranno con questa macchina, saranno riportati a 70 metri dal suolo circa, perché questa è la lunghezza del lanciatore di Elon Musk,
nella navicella e poi riprenderanno le procedure. Grazie professore, grazie, ci dispiace non poter vedere l'evento, grazie, noi andiamo in pubblicità, poi parleremo delle piscine tra poco.